L'arcivescovo di Agrigento, Monsignor Alessandro Damiano, ha visitato ieri la parrocchia San Nicola di Fontanelle, accolto dalla comunità guidata da Don Andrea Militello. Un'accoglienza festosa che il maltempo ha rischiato di guastare, ma a parte la pioggerella tutto è filato liscio secondo il programma diffuso nei giorni scorsi. Dopo la celebrazione della messa, l'arcivescovo si è recato nel salone parrocchiale dove era stata allestita una tavolata realizzata grazie alle famiglie che hanno portato in parrocchia cibo e dolci fatti in casa, qualcosa da condividere che sia dolce o salato, come aveva scritto il parroco nell'invito diffuso tra i parrocchiani. Un momento di condivisione alla presenza appunto di Monsignor Damiano. L'arcivescovo si è intrattenuto a lungo con i ragazzi del gruppo Scout Agrigento 2, la cui sede si trova nei locali della parrocchia. A fare gli onori di casa sono stati Vito Lauricella, che è anche il presidente del comitato di quartiere Fontanelle Insieme, e Chiara Minuta, che hanno regalato il fazzolettone con i colori del gruppo che il presule ha indossato. E a proposito di comitato di quartiere, è stato ricordato il rapporto di collaborazione che esiste con la parrocchia, una sinergia che serve a far voltare pagina a Fontanelle. La parrocchia, è stato ricordato, è l'unico punto di aggregazione nel quartiere e non poteva mancare un elogio particolare nei confronti del parroco Don Andrea per la instancabile presenza in favore della sua comunità. E il vescovo ha avuto modo di rilevare anche l'impegno della comunità di Fontanelle, che sa trasformare le giornate come quella di ieri in una festa.